Che un signore al paese non so che adesso si fece un viaggio in Brasile. Sì. In Brasile ci sono maghi di queste potenti, Sì? di queste che fanno queste cose. Occultismo. Occultismo. No. Che cosa? Non è che è sempre così. No, dico occultismo. Che di corto, ci sono che di colonna. No, certo, Queste anche in Brasile magie. sono di varia metratura. Queste Dico, magie nere. lei parla di magia, quindi di occultismo. Magie nere. Magie nere. Questo è tornato, era come quel signore che c'è a quarta fila, il signore con la maglietta bianca che sta masticando. Sì. Lei ha pochi capelli. Non ha niente veramente. Comunque. Quel signore con la camicia laggiù, sì. Non ne ha capelli. Non è un problema. Questo signore che si veniva in Brasile era nelle stesse condizioni. Sì, senza capelli. Senza capelli. Sì. Quando tornavo era felice, contento. Ah, sì? Sì, salutavo tutti gli amici al bar, dice scusate, me ne gira a casa di corsa perché c'ho una novità che se tutto funziona fra qualche giorno ve la so cauca aperto. Se n'è andato a casa. Pare che in Brasile un grande mago ci aveva leggiuto i cose con la cosa di cristallo e ci aveva detto per crescere i capelli devi mettere la testa. Dove? Lei lo facesse perché può essere che funziona. Ma dove però? Prima di dirgli di farlo, dove la deve mettere la testa? Io la faccio birbante, quindi lo fa quello che ci dico io. Che cosa? Deve mettere la testa parlando con creanza in mezzo alle gambe di sua moglie. Cioè, la scoperta scientifica è questa, che mettendola adesso io vi chiedo scusa perché davvero stasera abbiamo cominciato malissimo. E lo deve fare per una settimana di fila per 3 ore al giorno. Perciò chi creature per 3 ore al giorno era caccia sta. Vabbè. Passata la settimana niente. Calvo era e calvo è rimasto. Un primo giorno, un secondo giorno un poco di pelocco, poco. Il terzo giorno du pelocco è diventato biondo, un poco più lungo. È già un segnale, Il terzo giorno, signor La Rosa, cominciava a scuriare. Sì. Poi si ci combinava una specie di ciuffucca. Va bene. Poi si dopo 10 giorni, littettone. Dopo 10 giorni un ciuffone di capelli. Un ciuffo di capelli. Che lei è tignuso rispetto a lui. Vabbè. Questo felice, contento, una sera si pigliava sua moglie e si portava a teatro. Si portava a teatro, si aspettava al Teatro Massimo Bellini di Catania. C'era un'opera, si aspettava di fronte, davanti a Ido, c'era giusto, un dignoso. A chi ci faceva una pena, tagliava di dietro, era tutto cozzo, partiva da qua un cozzo e finiva qua sopra. E ci diceva a sua moglie, dice, ma io ci volessi dire, sua moglie fatti to, lascia perdere. Ma io ci volessi dire perché questo creatura mi fa pena perché io so come si soffre, perché io veniva da morto, si dice, veniva dall'esperienza. Quando non ne potete più, dice, ora ci dico, ci topoliavo, si girava, dice, che cosa c'è? Come si girava? Un baro di baffi e un pizzetto così. Chiedo come ho visto, dice, no niente, lei è troppo vastasso, lasciamo perdere. Vabbè, guardi, facciamo una cosa, chiudiamola qui.